Ricerca scientifica, tecnologia digitale e sostenibilità. Questo il motore del cambiamento e Fruitech 2025 nella sua seconda edizione lo fa qui al Sicilia Fiera. Oggi Sicilia Magazine vi porta a conoscere tutte le aziende, ma soprattutto come l'unione tra lo studio, la tecnologia e l'agricoltura sono gli strumenti fondamentali per il futuro. Un evento di eccezionale valenza nazionale che va a colmare un vulnus all'interno del sistema fieristico siciliano. Era assolutamente opportuno organizzare un evento che ponesse prioritaria l'attenzione sul comparto agricolo e ortofrutticolo, che rappresenta uno degli asset più importanti della nostra economia. A conferma di un percorso qualificante avviato a livello nazionale, dove negli ultimi anni il governo Meloni e il ministro Lollobrigida hanno stanziato 15 miliardi di euro per il comparto primario, cifra mai registrata durante l'esperienza repubblicana italiana, con un incremento di 5,4 miliardi rispetto agli stanziamenti del triennio precedente. Fruitech appunto vuol dire frutta e tecnologia, quindi Fruitech questo vuole essere oggi una piattaforma di connessioni fra tutto quello che è il mondo della produzione, della trasformazione e la tecnologia. Oggi si parla tanto di tecnologia, si parla di intelligenza artificiale applicata anche sul mondo dell'agricoltura. L'università la fa da padrona, oggi farà tanti focus appunto su tante parti tecnologiche, ma sarà comunque protagonista anche con altre università che sono l'Università di Palermo, l'Università di Messina e l'Università di Reggio Calabria. Avranno la possibilità di confrontarsi con tanti stakeholder all'interno di questo evento. Sì, a Fruitech un panel ricco di comunità scientifiche, di aziende, di trasformatori dell'area del sud-est ma di tutto il territorio regionale, per esaltare la capacità dei nostri produttori ma soprattutto la fascia del trasformato, quella fascia che oggi arricchisce i mercati nazionali ed esteri, che porta il nostro prodotto e la nostra Sicilia sulle tavole di tanti nostri concittadini, e in questi giorni la comunità scientifica degli Atenei siciliani ma anche quello di Reggio Calabria porterà un'innovazione a quello che deve essere un percorso di consolidamento sulle fasce di mercato. Oggi più che mai la regione siciliana vive un momento straordinariamente felice nella spesa dei fondi comunitari. Il governo regionale negli ultimi 3 anni ha impegnato tutte le risorse, siamo a fianco dei trasformatori e dei produttori già con i nuovi bandi che nelle prossime settimane aiuteranno i trasformatori ma soprattutto tutti coloro i quali avranno voglia di investire nella nostra regione. La ricerca consente poi alle imprese di fare quel piccolo salto di qualità in termini di sostenibilità, di aumento della produzione, di rispetto delle risorse naturali, e questo è possibile solo grazie anche a una necessaria trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca nel suo complesso e le imprese. Questo è un fatto estremamente importante, e anche un evento come questo consente ancora una volta di fare un confronto serrato, unico, tra un mondo della produzione che non è soltanto mezzi di produzione ma anche produzione agricola trasformato, e il mondo della ricerca, e quindi una serie di eventi, di convegni ma anche un incontro one to one tra le giovani generazioni di giovani laureati e il mondo delle imprese. Siamo presenti alla seconda edizione del Fruitech e lo siamo in modo convinto, e riteniamo che la nostra sia anche una presenza utile per le nostre imprese, perché la tecnologia non è, il ricorso alla tecnologia non è una moda, è una necessità. Abbiamo la necessità di implementare la produttività delle nostre imprese. Non si tratta solo di produrre di più, ma si tratta di produrre in modo più economico. Parliamo di agricoltura, di una grande agricoltura che la Sicilia esprime, con tantissimi produttori che da ogni area della nostra meravigliosa isola producono prodotti che oggi esportiamo in tutto il mondo e facciamo conoscere in tutto il mondo. Andiamo dalla quella che è la produzione tipica siciliana, abbiamo i nostri agrumi, i nostri ortaggi, e oggi ci affacciamo ovviamente a quelle che sono le nuove produzioni che in Sicilia vengono introdotte per la grande resilienza che ha la nostra terra anche ai cambiamenti climatici.